Sono Francesco Marangon, ho il piacere di salutarvi e di darvi il benvenuto a tutte e a tutti a nome dell'Università degli Studi di Udine, del magnifico Rettore e dell'organizzazione splendida di questo nuovo festival Collegamenti che il nostro Ateneo ha aperto ieri e che proseguirà oggi e domani e la prossima settimana. Io quindi ho oggi il compito e l'onore di coordinare, introdurre, moderare, forse moderare no, ma questo incontro che fra l'altro poi completerà la giornata di eventi ospitati presso questa sede e solamente per questa sera il festival si sposterà anche di sede con uno spettacolo alle ore 21 che sarà ospitato al Palamostre. Quindi i tempi che abbiamo a disposizione sono anche collegati a questo, a proposito di collegamenti, e siamo quindi pronti per iniziare. Il tema che è stato indicato per l'incontro di questa sera è La natura crea e l'uomo dispone, crisi ambientali e diseguaglianze sociali. Un tema impegnativo, un po' come tutti i titoli che sono stati scelti per questi incontri, molto interessanti e molto diversi nelle voci che sono state messe attorno a questo tavolo ideale del tema. Poco fa si è chiuso un incontro a cui i relatori presenti hanno avuto modo di partecipare. Assieme a noi ci sarà anche un altro intervento in collegamento e quindi innanzitutto do una presentazione dei nostri ospiti. Inizio non nel modo alfabetico che trovate anche nel libretto, ma nel modo in cui abbiamo pensato di dare ordine ai loro interventi. Quindi per primo avremo modo di ascoltare il professor Luigi Ferraioli, che è professore emerito di filosofia del diritto all'Università Roma III, è apparso adesso sullo schermo e lo salutiamo, spero ci stia ascoltando, il professor Ferraioli. Bene. Ti ascolta. Bene, anche noi sentiamo bene la sua voce. Giurista ed esperto di filosofia politica, ha recentemente pubblicato Per una Costituzione della Terra per Feltrinelli, appunto nel 2022, dove propone un'alternativa istituzionale come contromisura al degrado ambientale del pianeta. Da questo saggio, fra l'altro, il Ministero dell'Istruzione ha tratto una delle tracce per la maturità dello scorso anno, quindi molto interessante anche questo aspetto. L'intervento che aprirà il confronto, il dialogo di questa sera, abbiamo pensato di far seguire la voce di Andrea Steid. Ok, è difficile, è difficile l'accento, ti chiamano Steid, scommetto io, va bene? Andrea Steid, docente di antropologia culturale e visuale alla Nuova Accademia di Belle Arti, NABA di Milano, e di antropologia culturale all'Università di Genova. Anche lui è autore di un interessante libro, anch'esso uscito l'altro anno o più recente, l'altro anno, Essere Natura, per la UTET, un saggio in cui propone una originale prospettiva per interpretare il nostro rapporto con l'ambiente. Dirige per la casa editrice Meltemi la collana Biblioteca Antropologica e collabora con diverse testate giornalistiche. Per ultimo, ma non per ultimo, normalmente sei il primo perché la B, quindi invece Roberto Battiston, il professor Roberto Battiston, laureato in fisica alla Normale di Pisa e dottorato all'Università di Parigi 9, dal 1992 docente di fisica sperimentale all'Università di Trento. È stato presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana dal maggio 2014 al novembre 2018, specializzato nel campo della fisica fondamentale delle particelle elementari e uno dei maggiori esperti di raggi cosmici. Alla sua attività di ricercatore affianca quella di saggista e divulgatore. E infatti anche Battiston nel 2022 ha scritto un libro. E quindi c'è questo collegamento tra i nostri tre ospiti che è L'alfabeto della natura, è il titolo del libro del professor Battiston, la lezione della scienza per interpretare la realtà. E non ho intenzione di occupare troppo spazio nella parte introduttiva, intanto per dirvi che c'era un antropologo, un fisico e un giurista, ma c'era anche un economista, che sono io. Io però mi autodefinisco un economista di campagna, in tutti i sensi.
nel senso che io lavoro all'Università di Udine, ma vengo da una zona rurale dove sono nato, cresciuto e dove vivo, e forse per questo ho deciso di fare l'economista agrario. E forse proprio per questo, da economista agrario, mi sono interessato quasi da subito, sono una trentina d'anni, sono un vecchietto da quel punto di vista anche, che lavoro a questa università, di questioni ambientali, oggi di sostenibilità, ma oggi neanche di sostenibilità, perché l'intervento precedente ci ha detto che la sostenibilità non va più bene, non esiste più, ma noi torneremo su questi temi con molto piacere. Dicevo che più di questo non vorrei dire di me stesso, se non magari poi interloquendo con i nostri ospiti, che è molto più interessante ascoltare e con cui vorrei dialogare assieme a voi, possibilmente come è successo anche prima, riuscendo a dare uno spazio anche ai vostri interventi. Quello che mi preme però così cogliere è un aspetto. Questa sala, 4 anni fa, poco più di 4 anni fa, perché era fine maggio 2019, ha ospitato per 2 giorni i magnifici incontri, cioè qui dentro si sono riuniti tutti i rettori delle università italiane, i loro delegati, per una 2 giorni dedicata alle università per la sostenibilità. Questo significa che il sistema universitario italiano dal 2016 si è collegato in rete. Oggi questa rete è formata da oltre 80 atenei, si chiama Rete dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile o per la Sostenibilità. E quindi sono molto contento che oggi questo incontro sia ospitato nella stessa sala che appunto 4 anni fa ospitò questo incontro e, a proposito di libri, un incontro i cui atti, se volete, sono disponibili e sono stati pubblicati dalla casa editrice Forum, che è la casa editrice dell'Università degli Studi di Udine, la casa editrice all'interno della quale è nato e prospera, e speriamo prosperi ancora per molto, il progetto Multiverso, che è uno dei progetti che è alla base di questo festival del collegamenti dell'Università di Udine. Bene, tutto questo era quanto volevo proporre come quadro introduttivo. Il nostro tema e la nostra sfida è quella di collegare la questione della natura, o altro termine che è usato in certi casi, come nel caso del libro del professor Ferraioli, la terra, con la responsabilità dell'uomo, ovviamente inteso come umanità, come persone, non certo come genere, che ha di fronte alle crisi ambientali che sta provocando, accelerando, intensificando, ma anche collegando a queste la dimensione delle disuguaglianze sociali, la dimensione sociale. Direi che già nel titolo ci sono quelle 3 dimensioni, adesso lasciamo pure da parte il termine che possiamo anche non usare, della sostenibilità o dello sviluppo sostenibile, ma le 3 dimensioni emergono in tutta la loro pienezza, economia, ambiente e società, che emergono poi sicuramente nel nostro confronto. Come abbiamo concordato preparandoci per questa iniziativa, abbiamo pensato ad un primo giro di suggestioni da parte dei nostri ospiti su quelli che sono i loro temi, probabilmente, ma non lo so, non è obbligatorio, magari che derivano e che ci rimandano ai loro lavori appena citati e ricordati e che ho qui con me vicino sul tavolo. Allora, professor Ferraioli, il titolo del libro è Per una Costituzione della Terra. Direi che già è un titolo che è un gran programma e che magari in un primo intervento potrebbe essere lo spunto di ciò che lei vuole raccontarci attorno al tema della natura crea e l'uomo dispone. A lei il microfono. Molte grazie innanzitutto dell'invito a partecipare a questo incontro. Sì, io credo che dobbiamo muovere dalla consapevolezza che l'umanità sta attraversando il momento sicuramente più drammatico della sua storia, al di là dell'inconsapevolezza che accompagna la politica e gran parte dell'opinione pubblica. Ci sono problemi globali da cui dipende la sopravvivenza dell'umanità, è la prima volta nella storia. E il primo problema è precisamente quello del riscaldamento climatico. Ogni anno produciamo più gas serra dell'anno precedente, con la sola eccezione del 1920 a causa del Covid ci fu un abbassamento del PIL e questo produrrà inevitabilmente la crescita dell'inabitabilità di territori crescenti della Terra. E poi ci sono altri problemi, il problema della disuguaglianza crescente nonostante le tante carte dei diritti, delle tante promesse stabilite nelle tante carte dei diritti. Ebbene, a problemi globali di questa natura, incluso il problema della guerra e della pace, quindi la messa al bando delle armi nucleari, di nuovo
un pericolo per il futuro dell'umanità, questi problemi non possono essere affrontati che con delle risposte globali, che devono essere però delle risposte vincolanti. E qui abbiamo alle spalle le categorie che ci consentono di affrontare questo problema, e cioè il costituzionalismo, le carte costituzionali. Nel 1945 fu stipulata la Carta dell'ONU, nel 1948 tante carte, dichiarazioni dei diritti, nel 1966 nuove carte, ma queste carte sono fallite per una ragione molto semplice, perché non sono state stipulate come delle costituzioni rigide, sopraordinate a tutte le altre fonti, come è proprio delle costituzioni moderne, e soprattutto non hanno previsto istituzioni di garanzia. Ciò che servono sono non tanto istituzioni di governo, ma istituzioni di garanzia. È necessario istituire un demanio planetario. Nessuno Stato da solo può affrontare il problema del riscaldamento climatico, né tantomeno affrontare il problema della disuguaglianza e della fame nel mondo. È necessario rifondare il patto di convivenza con una Costituzione della Terra o con più trattati, tutti vincolanti, in materia di ambiente, in materia di pace, quindi di disarmo, in materia di garanzia dei diritti. E naturalmente questo comporta una rifondazione del diritto internazionale. Insisto sul fatto che la proposta di evoluzione della Terra non è un'innovazione, e parte dal diritto esistente e dal riconoscimento che questo diritto è sistematicamente violato. La Carta dell'ONU promette la pace e naturalmente ci sono state guerre che si sono svolte impunemente perché non esistono garanzie. Le carte dei diritti promettono uguaglianza e garanzie dei diritti fondamentali, ma non sono state introdotte le istituzioni di garanzie necessarie per rendere effettivi questi diritti, e cioè un servizio sanitario globale, un'istituzione pubblica globale, una FAO in grado di portare l'alimentazione di base in tutto il mondo. E non è stato istituito ovviamente nessuna istituzione di garanzia a problemi che nella stagione costituente 45-49 non erano stati neppure immaginati, come il riscaldamento climatico. E qui ovviamente il rimedio può essere soltanto uno: il demanio planetario che sottragga alla appropriazione privata, alla devastazione, tutti i beni comuni della natura che sono beni vitali da cui dipende la sopravvivenza dell'umanità: l'aria, l'acqua potabile, le grandi foreste, i grandi ghiacciai, e ovviamente il divieto delle emissioni di gas serra. Ma tutto questo non può essere realizzato attraverso incontri in cui si discute, si fanno promesse, che però non sono vincolanti e sono destinate ad essere ovviamente lasciate nel cassetto, e per la prevalenza dei problemi contingenti che ciascuno Stato per conquistare il consenso deve affrontare. Perché queste promesse siano vincolanti devono essere stipulate in un patto di convivenza. Può sembrare irrealistico, ma è l'unica risposta realistica. Dobbiamo essere consapevoli che l'umanità è una presenza effimera sulla Terra e ci stiamo avviando a una specie di suicidio di massa, perché evidentemente attività insostenibili come quelle che stiamo praticando stanno trasformando l'umanità in una metastasi che avvolge il pianeta. E allora la risposta che sembra utopica è l'unica risposta razionale. Del resto è sempre stata questa la risposta che è stata data alle grandi emergenze, alle grandi svolte dell'umanità. Pensiamo al passaggio dall'ancien regime allo Stato di diritto con le prime costituzioni, e poi dopo la liberazione dal nazifascismo le costituzioni rigide negli stati, appunto nei paesi come l'Italia e la Germania, ma anche quell'embrione di costruzione del mondo che però si risolve in una pura retorica se non è accompagnata da garanzie. Non basta stabilire il diritto alla salute perché nascano gli ospedali, non basta stabilire il diritto all'istruzione o il principio della pace se non si mettono al bando le armi e non si sciolgono gli eserciti nazionali. Sembrano delle utopie, ma sono le uniche risposte realistiche. Di questo dobbiamo prendere coscienza. Io credo che sotto questo aspetto è assolutamente necessario un salto di qualità. Non basta denunciare quello che tutti sanno. I movimenti pacifisti, ecologisti, in difesa dei diritti umani devono accompagnare le loro proteste, le loro denunce intorno a ciò che tutti sanno e sappiamo,
con una rivendicazione politica, che è precisamente la rifondazione del patto di convivenza. Può sembrare, con i tempi che corrono, una proposta utopistica, ma è la sola risposta razionale e soprattutto una risposta urgente, perché i tempi che abbiamo davanti sono molto pochi, potremmo non fare in tempo a formulare i nostri mai più costituzionali. E quindi c'è un'urgenza, oltre che una necessità e un obbligo giuridico, se consideriamo vincolanti le tante promesse stabilite in tante carte internazionali. Grazie per questo spunto che ha appunto rimandato anche alla proposta molto interessante contenuta nel libro Per una Costituzione della Terra, che vi segnalo anche perché quello di cui ci parlava adesso il professor Ferraioli qui trova anche un tentativo di formulazione con una vera e propria bozza di Costituzione, no? Nei suoi 100 articoli proprio belli scritti uno dietro l'altro, con diverse tematiche, diversi spunti di riflessione. Ma prima di entrare in un percorso di magari confronti, che è quello che vogliamo proporvi, io direi che facciamo, come avevamo già prospettato, il primo giro di tavolo, chiamiamolo così. Per cui passerei la parola ad Andrea Steid, che Essere Natura è il libro da antropologo, però sicuramente suggestioni ne ha di diverse, e lo prego di esporle. Bene, intanto buonasera a tutte, buonasera a tutti. Io sono grato per questo invito, intanto perché sono tornato a Udine di nuovo nel giro di un mese e fa sempre piacere venire in Friuli, e poi perché mi date l'opportunità, insomma, di sentirmi molto piccolo in questa tavola di discussione, perché sono con 3 grandi studiosi e questa cosa qua mi fa molto piacere, perché mi dà la possibilità di confrontarmi su temi che nel mio piccolo sto studiando a livello etnografico, di ricerca sul campo, da più di 10 anni, ma di confrontarmi con persone che sono 30-40 anni, che lavorano su tematiche che sono di mio grande interesse. Mi collego subito alle ultime parole che ci parlavano di utopia. E io credo che, per citare un grande personaggio della seconda metà del Novecento, che si chiama Edoardo Galeano diceva che l'utopia deve essere il faro che illumina il nostro percorso e precede la possibilità di creare delle mutazioni concrete. Prima si diceva la sostenibilità ormai è una parola da abbandonare. Potrebbe essere giusta come idea, perché forse la nuova parola è essere sottoproduttivi, perché finché non usciamo dall'idea di continuare a produrre in modo illimitato in un mondo che ha risorse limitate, non troveremo la soluzione e non saremo di sicuro sostenibili. Quindi noi siamo in una grande epoca che ci dà la possibilità di fare i conti con un grande errore, che è stato quello di pensare che la produzione infinita fosse la soluzione. E noi non dobbiamo cercare come produrre più sacchetti compostabili, ma come a utilizzare uno stesso sacchetto per metà della nostra vita. È molto più semplice. Ma non voglio disertare dalla posizione che è quella di parlare dei temi che ho studiato, che sono anche questi, anche quelli appunto della produzione, del consumo. Però diciamo che io mi sono interrogato, come stanno facendo in tanti antropologhe e tanti antropologi, su quello che viene chiamata all'estero l'ontological turn, cioè la svolta ontologica dell'antropologia. L'antropologia, come ben sapete, si crea in un periodo storico che è ancora immerso di colonialismo, etnocentrismo, eurocentrismo, supremazia della razza bianca. E negli ultimi anni invece l'antropologia ha fatto i conti con queste cose, cioè con il decentramento dello sguardo, con l'idea che le soluzioni e che la civiltà non è soltanto quella occidentale, ma di fatto l'antropologia potremmo dire che nasce intorno alla fine dell'Ottocento con un signore che si chiama Edward Taylor, evoluzionista, che in un suo celebre testo, importantissimo e da leggere, che si chiama Primitive Culture, ci distingue in un modo molto chiaro, cioè fa una separazione netta fra concetto di natura e concetto di cultura. E voglio partire da qua, perché io credo che questa sia la grande problematica che dobbiamo risolvere per concepirci, e il titolo del mio libro diciamo che da questo punto di vista è abbastanza chiaro, cioè su cosa siamo.
a livello cosmologico. Taylor fonda la sua teoria su 3 passaggi centrali. Ovviamente se ci sono delle antropologhe e degli antropologi un po' inorridiranno, io spiegherò Taylor in 30-60 secondi, di solito ci si fa un corso magari intero. Comunque Taylor dice tutte le comunità umane passeranno attraverso 3 stadi di sviluppo. C'è il primo stadio che è quello selvaggio, primitivo, naturale, poi ci saranno delle guerre e poi ci sarà la civiltà, ok? Quindi ci sta dicendo Taylor, i popoli della natura e i popoli della cultura. I popoli della natura chi sono? Quelli non europei. I popoli della cultura, quelli civili, sono l'Europa. L'Europa della rivoluzione industriale, l'Europa bianca, l'Europa fatta soprattutto di maschi ben pensanti, che strutturano un pensiero che arriva da lontano, che è quello estremamente antropocentrico, cioè dove l'uomo è esterno alla natura, è posto al centro, la può dominare per i suoi bisogni. Anche qui semplificando, l'uomo vitruviano, posto al centro, che può disporre di tutto quello che lo circonda per il suo benessere. Primo problema dell'uomo vitruviano, intanto è un uomo, è un maschio, è sano, è giovane, è bianco. Quindi già tutte cose abbastanza problematiche dal mio punto di vista e che giustamente stiamo discutendo nella nostra contemporaneità. Quello che fa l'antropologia a un certo punto, grazie anche all'interdisciplinarità e ai collegamenti fra discipline diverse, paleantropologia, filosofia, etologia, cerca di ragionare su come questa dicotomia natura-cultura non sia universalizzabile. Cioè questa idea che noi esseri umani, Homo sapiens, siamo esterni alla natura, è un'idea che si costruisce culturalmente a partire, potremmo dire anche qui semplificando, da Aristotele, prende forza con Cartesio e si istituisce come norma globale attraverso quello che è la pratica colonialista. Perché il colonialismo, oltre a fare quello che voi ben sapete, che potremmo riassumere come ha riassunto abbastanza bene in un celebre libro Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie, spada, uccisioni, torture, depredazioni, malattie, virus, quindi decimare persone attraverso i nostri virus, e attraverso l'estrazione delle materie prime, quindi occupazione dei territori e oggettificazione della natura. Sto andando un po' veloce, però è per stare nei tempi. Nel senso che il colonialismo ha esportato non soltanto la guerra e la violenza, non ha soltanto rubato le terre alle popolazioni native. Siamo in università, dovremmo saperlo tutti. Non abbiamo scoperto l'America, non abbiamo scoperto un bel niente. Abbiamo conquistato un territorio che era già pieno di vita, che era pieno di governance differenti. Non c'era soltanto un modo di vivere nelle Americhe. Gli indiani dei Grandi Laghi, gli Autzondei avevano delle costituzioni, delle carte costituenti, gli Yanomami avevano società senza Stato, i Maya e gli Inca avevano delle società gerarchiche, c'erano tante popolazioni differenti. Noi abbiamo conquistato quel territorio e, oltre a fare queste cose deprecabili, abbiamo fatto un'altra cosa ancora più grave. Abbiamo convinto queste donne e questi uomini con la forza che l'unico modo giusto di stare al mondo era il nostro, la nostra cosmovisione antropocentrica, cosa che non era condivisa da queste popolazioni, che non voglio mitizzare. Il mito del buon selvaggio è stato già fatto fra gli anni 60 e 70 dagli antropologi e dalle antropologhe. Sono società complesse, sono società conflittuali, sono società in transito esattamente come le nostre, da cui però possiamo, secondo me, trarre tante cose interessanti, ma soprattutto metterci in discussione nella nostra visione, appunto, estremamente antropocentrica. La faccio super breve, anche se non è così breve e devo per forza semplificare, ma poi semmai nel dibattito, se qualcuno si sta arrabbiando per le mie semplificazioni, può alzare la mano, criticarmi e farmi delle domande. Ma cosa succede? Che noi siamo davanti a una visione cosmologica complessissima nelle terre native che abbiamo conquistato, dove gli animali, i vegetali, i minerali non sono qualcosa di inanimato, ma sono dei soggetti. Non sono qualcosa che noi possiamo utilizzare per il nostro benessere, ma sono dei soggetti cosmologici con i quali conversare, con i quali relazionarci. E qui concludo
collegandomi, concludo, ahimè, tagliando con l'accetta tantissimo questo discorso, ma mi voglio collegare proprio al testo che ho appena finito di leggere, che è quello proprio per una costituzione della Terra, che è estremamente interessante perché si collega a questo concetto antropologico della soggettività del vivente. Quindi concludo dicendo questo: l'antropologia contemporanea, che va oltre la visione antropocentrica e che è stata troppo umana, per pensare al vivente, alla natura, come un concetto che non è soltanto un luogo da visitare, un qualcosa dove noi andiamo, ma è un coacervo di vite, è una moltitudine di vita. Se il soggetto della natura prende vita, o come si dice in università, è dotato di agency, di agentività, beh, noi possiamo creare un soggetto giuridico. C'è una giudice nativa costituzionalista ecuadoriana, Nina Pacari, che sono anni che lotta per la costituzione della terra, per i diritti degli alberi, dei fiumi, delle montagne. Anche in Nuova Zelanda è stato messo nella Costituzione il diritto soggettivo della natura. Quindi inquinare un fiume, disboscare una foresta primaria, non è soltanto attaccare un qualcosa di oggettificato che è la natura, ma significa attaccare il corpo vivo, significa produrre un terricidio, un ecocidio, e creare nuovi modi di pensare anche la costituzione della terra credo che sia veramente fondamentale. Grazie. Grazie Steid, benissimo, mi pare interessante continuità. Siamo partiti con due interventi, poi appunto il mio è solo di sfondo, ma tutti e tre potremmo collocarli. So che a Stein non piace perché in un suo passaggio dice che non si distinguono scienze naturali dalle scienze, giusto? Però diciamo che l'oggetto dell'attenzione di chi ha parlato fino adesso è l'attività umana, il comportamento umano, l'antropologia, il diritto. Chi da umano guarda invece con un'attenzione del fisico, mi permetti di semplificare il tuo ruolo, i temi di cui fra l'altro in maniera molto interessante hai parlato nel libro L'alfabeto della natura che citavo. Come si sente suggestionato da queste cose? Se possiamo partire così, poi introduci pure il tuo argomento come preferisci. Il cervello mi sta girando velocemente perché, mi sentite, perché stiamo mettendo sul tavolo tantissime cose. Certo. E trovo delle cose affascinanti ma deboli nel primo intervento, affascinanti ma deboli nel secondo. Vi spiego perché. Perché quel libro si chiama L'alfabeto della natura? Non l'ho detto io, l'ho detto Galileo Galilei sostanzialmente 4 secoli fa. Qual è il motivo per cui siamo qui questa sera a parlare in un ambiente gradevole? Parliamo di crisi pieni di concetti, di idee fantastiche, una costituzione del mondo intero, un'interpretazione in cui possiamo assegnare agli oggetti viventi una caratteristica personale, perché siamo un mondo in cui stanno vivendo 8 miliardi di persone. Mai successo prima nella storia breve ma lunghissima della specie umana. Perché su questa terra vivono 8 miliardi di persone? E tenete conto che vivono senza avere bisogno di queste idee, senza avere bisogno di costituzioni, anzi molti paesi non hanno neanche la propria costituzione, figuriamoci quella generale. Sostanzialmente per un motivo, che 4 secoli fa è nata la scienza sperimentale e personaggi del calibro di Galileo, poi Newton, poi Einstein, prima qualche pensatore greco per carità, hanno imparato a decodificare le leggi che regolano questa gigantesca, complessissima macchina di cui facciamo in qualche modo parte. Se non ci fosse stato questo, ai tempi di Galileo l'umanità era poche centinaia di milioni, all'inizio della rivoluzione industriale era circa 1 miliardo, siamo 8 miliardi oggi e tutto sommato, con dei problemi significativi, la stragrande maggior parte di noi vive da mattina a sera, si riproduce, fa delle cose, lavora con molti mal di pancia, ma la frazione che sta molto male è piccolissima rispetto al totale, ricordiamoci di questo. Questo è successo per un solo motivo, che abbiamo imparato a capire come le cose funzionano, abbiamo imparato a
a usare certi tipi di energia, a costruire delle macchine, delle tecnologie. Abbiamo imparato ad applicare la stessa incredibile mistura di capacità, intelligenza, paura, timore, vigliaccheria, coraggio che ha caratterizzato questa specie da quando 2 milioni di anni fa è scesa dagli alberi con le scimmie, per qualche centinaio di migliaia di anni andava a gattoni, poi si è eretta Homo erectus, poi Homo di Neanderthal, poi Homo sapiens e poi tutta la storia che conosciamo. Questa è la nostra storia. E tra le altre cose, quando siamo scesi dagli alberi, sicuramente non discutiamo di queste cose e sicuramente non ci potevamo il problema della natura, avevamo dei problemi molto più grossi, la tigre con le denti a sciabola che ci aspettava fuori dalla grotta, il fuoco che non controllavamo, infinite altri problemi di malattie di ogni genere, e siamo riusciti in qualche modo ad andare avanti, a sopravvivere fino ad arrivare a questi incredibili numeri per cui oggi possiamo dire di fatto, non perché che sia un principio antropologico, di fatto noi governiamo l'intero pianeta, magari male, magari destinati a scomparire, ma è un dato di fatto, nessuna specie, neanche i dinosauri, hanno gestito l'interezza del pianeta in questo modo. Perché insisto su questo? Perché io sono profondamente colpito dal fatto che questa società che in pochissimi secoli, grazie alla capacità di interrogare la natura e capirne l'alfabeto e capirne le regole e poi implementarne le tecnologie e poi farci dalle armi ai vaccini, dall'acciaio al rame, dalle strade agli shuttle, questa stessa società è incapace oggi di ragionare in modo scientifico sulla parte problematica che l'enorme successo di quello che ha fatto grazie alla scienza ha portato. Perché se da una parte è verissimo che il problema climatico ci può portare anzi ci sta già portando in poche decine di anni o in un secolo a situazioni per noi esseri umani insopportabili, non certo per il pianeta e non certo per la natura. La Terra ha 4,5 miliardi di anni alle spalle. La temperatura 500 milioni di anni fa era a più 14 gradi, poi è scesa a meno 6, poi è risalita a più 12 in centinaia di milioni di anni. Sono scomparsi tutti gli animali, riapparsi tutte le piante più volte e più volte e più volte. La nostra fetta di presenza in questo pianeta è ridicolmente piccola. Mettiamoci anche 2 milioni di anni. Cosa sono su 4.500 milioni di anni? Niente. La Terra è esistita, esiste ed esisterà senza di noi, se noi siamo così stupidi da cancellarci dalla faccia della Terra. Non sta venendo toccata in modo significativo dalla nostra presenza. Sì, ai nostri occhi che creiamo dei danni, ma il danno lo creiamo a noi, non lo creiamo al pianeta. Basta pensare a un pianeta come un essere vivente. È un pianeta di roccia che ospita la vita. Ed è l'unico che conosciamo, ed è la vita tra cui c'è anche la nostra. Questi sono i dati di fatto. È un pianeta roccioso che ospita la vita e che ne ha viste di tutti i colori su tempi molto lunghi, e da quando siamo arrivati noi, in pochissimo tempo, sta avvenendo qualche cosa che per il pianeta è il solletico, 1,5 gradi di più di temperatura è il solletico per la Terra. La scomparsa, ci rendiamo conto che l'umanità ha sempre lavorato in questo modo? Ce lo vogliamo ricordare? Abbiamo ricordato la conquista delle Americhe. L'Italia, prima dei Romani, era una foresta intera, come la foresta Poi per farci le navi sono scomparsi gli alberi. Ovunque siamo passati abbiamo distrutto e talvolta abbiamo mantenuto una distruzione controllata, altre volte abbiamo distrutto e ce ne siamo andati da un'altra parte. Oggi non possiamo più farlo. Abbiamo occupato tutte le zone vagamente vivibili e quindi quando non possiamo andarcene, i ghiacciai se ne vanno, la temperatura sale, c'è un problema perché le città le abbiamo costruite qui e non in Siberia. Non possiamo vivere in posti in cui non siamo organizzati. Quindi è molto più complicato il problema e non dobbiamo mitizzare le cose. 2 o 3 domande per sottolineare il fatto che siamo come società incapaci di capire quello che succede. E quindi quando qualcuno è incapace di capire quello che succede, portargli sul tavolo dei concetti anche molto importanti forse è inutile, perché rischia di prendere la strada sbagliata. Domande.
per esempio. È mai successo che il clima sia cambiato sulla Terra? La risposta è stata sì. Molto di più di adesso. È un argomento molto spesso portato a tavola per dire il clima è sempre cambiato. Ma sapete che non è mai successo che in un secolo si sia alzato di 1,2 gradi la temperatura? Non è mai successo nella storia miliardaria di anni della Terra. Mai successo. I cambi erano sempre molto lenti. Questo cambio siamo noi, con la rivoluzione industriale, dire sì, effettivamente lo sapete anche, probabilmente è vero, ma perché ciò sta accadendo? La risposta ce l'avete tutte le volte che andate a metterci la benzina nell'automobile. Andate al distributore, fate il pieno, 35 litri, 70 euro. Togliete le accise, che sono il 50%, 35 litri, 35 euro. 1 litro, 1 euro. Andate a comprare la Coca-Cola al supermercato. Quanto costa 1 litro di Coca-Cola? 1 euro, 80 centesimi. Perché vi dico questo? Vi pare possibile che acqua e zucchero costi 1 euro al litro e la benzina, che deve essere estratta, trasportata, distillata, rimessa, messa sulle navi, sui cargo, portata con l'autobotte, insilata all'interno del distributore e messa nel vostro motore, costi 1 euro al litro? No, evidentemente no. Perché ciò accade? Perché su questo è basata l'intera nostra società. Stasera siamo qui tranquilli, in buona salute, lavati, puliti, mangiati, solo perché l'intera società vive su un'energia che costa poco. È chiaro che la stiamo estraendo da centinaia di milioni di anni di lavorio sotterraneo delle foreste primordiali. È vero, ma l'economia che è nata fregandosene di questo, alla grande, è una cosa estratta come un'altra, non si assume nessun tipo di danno da estrarre una cosa che una volta bruciata scompare. Il ferro, posso farci le forchette per dei secoli. Il carbone, il petrolio, il gas, bruciato, se n'è andato e mi lascia anche un po' di traccia. L'economia nostra è completamente sballata, ma non la puoi toccare, non la puoi spostare, perché finché l'energia che costa di meno è quella fossile, voi per primi direte non cambiamo, perché è impossibile convincere nessuno a pagare di più una cosa. Sì, lo può fare per buona volontà, per un giorno, per una settimana, ma come società è impossibile convincere di mettere in piedi una economia che non è economia, che non è competitiva, che non è al prezzo più basso. Quindi abbiamo alcuni fondamentali che sono molto più terra a terra, nel senso proprio sottoterra, dei grandi principi di carattere antropologico o delle meravigliose utopie di carattere giuridico. Siamo sopra un sistema che è fatto male, ma non è emendabile. Non raccontiamoci decrescite gentili, buona volontà. Qui stiamo parlando di 8 miliardi di persone che devono arrivare a fine giornata, risvegliarsi, lavorare e fare delle cose. I discorsi che fra di noi sembrano ragionevoli, andate a spiegargli alla gente di New Delhi che dorme per le strade, provate a spiegarglieli in questi termini. E sono loro la maggioranza, non siamo noi. Questo è etnocentrismo, cercare di portare un'ipotesi che a queste persone non gliene importa nulla. Tutto questo è importante capirlo, perché se capiamo quali sono i fondamentali, allora possiamo faticosamente incominciare a togliere questa nebbia di discussioni e trovare i fili rossi che stanno tenendo assieme la rete della storia in questo momento, che è storia dell'energia, non è storia delle idee, non è storia della Costituzione, è una storia di energia. Finché l'energia meno costosa sarà il fossile, non cambierà niente, ve lo posso garantire. Questo è il motivo per cui quello che sta accadendo adesso in giro per il mondo, che voi certamente sapete perché sui giornali non c'è scritto, ma sicuramente il passaparola familiare ve l'avranno raccontato, che oggi l'energia che costa di meno è quella solare. Costa 4 volte meno del nucleare, 3 volte meno del petrolio, 2 volte meno del gas. È scesa di 9 volte negli ultimi 10 anni e sta scendendo esponenzialmente.
Quello che pagate in bolletta, 3,3-4 euro a kilowattora, è 10 volte più alto del vero costo industriale, perché pagate il nucleare, i vari incentivi, le varie cose. L'energia oggi non costa quasi più niente e scenderà ancora negli anni prossimi e costerà ancora di meno. Sapevate questo? E sulle prime pagine dei giornali ve lo raccontano alla radio, aprono i TG annunciandovi questa rivoluzione, che è una vera rivoluzione, perché non è mai successo che la fonte diretta, solare, gratuita, perenne è la meno costosa. Non è mai successo. Prima c'era il legno, poi il carbone, poi il petrolio, tutte cose che avevano altri tipi di origine fossile naturalmente. Per la prima volta si apre concretamente all'umanità la possibilità che l'energia costi poco e sia quella giusta. Ecco, credo che questo sia un elemento, una forza economica al lavoro che è molto più importante sul breve periodo di ogni altra considerazione. Il motivo per cui parlo di questo anche in modo un pochettino animato, perché un fisico come me sperimentale che si occupa dei raggi cosmici, del Big Bang, delle cose bellissime e strane che non servono a nulla, il motivo per cui mi sto occupando di queste cose, perché sono impaurito dal livello di non conoscenza e dal livello di non capacità di comprensione di quali sono i veri fondamenti delle cose. Quello che vi dico è un processo economico, quindi come tutti i processi economici sarà brutale, competitivo, si accuseranno i vari paesi, e la Cina di qua e l'America dall'altra parte, chi ha le tecnologie e chi ha i materiali. Ma questo processo, come tutti i processi concreti e reali della storia, che sono sempre brutti e sporchi e cattivi, ma qualche volta ci portano a qualche risultato positivo, è fondamentale per poterci portare, forse, a una spiaggia in cui la situazione climatica possa essere cambiata. Perché? Abbiamo perso 50 anni. Il problema climatico era un problema noto negli anni 70. La scazzottatura fra scienziati e petrolieri è già avvenuta in America negli anni 70 in modo brutale. Parigi 2015, in cui tutti i paesi del mondo hanno firmato che erano d'accordo sul fatto che il carbonio nell'atmosfera cambiava il clima e che quindi eravamo noi responsabili, sono 8 anni fa. Ma il problema era chiaro 50 anni fa. Solo che lì era chiaro piccolino così, oggi è chiaro grande così e domani sta crescendo. Abbiamo perso tempo, diciamolo, abbiamo perso una dannata quantità di tempo. La natura, diceva Feynman, ha delle leggi indiscutibili e cercare di imbrogliarla o di ignorarla non porta da nessuna parte. L'orologio è già arrivato molto vicino alla mezzanotte climatica. Lo vediamo quotidianamente, ve ne accorgete anche voi, aprendo i giornali, spariscono i ghiacciai, l'acqua non c'è mai o ce n'è sempre troppa e incendi da ogni parte, lo vedete, però la scienza era lì per dirvelo 50 anni fa. Perché la società non ha saputo comprendere un messaggio disinteressato e rigoroso di una scienza che ha cambiato il mondo e poteva anche in questo caso fare la differenza? Questa secondo me è la domanda centrale e su questo si inserisce tutta una serie di ragionamenti che sono principalmente di formazione basilare. I ragazzi alle scuole devono sapere questi numeri. Arriva sulla Terra 10.000 volte più energia di quella che ci serve sotto forma di sole. E se non costa poco, e se non costa tanto come costava una volta, ma costa poco, ovviamente, come dicono le piante che sono dappertutto, quella è la sorgente. Questa discussione deve essere fatta a scuola. 10.000 a 1 è un numero che deve essere impiantato come l'anno della guerra mondiale. Quali sono le cose da fare urgentemente e perché? Deve essere una strategia che viene insegnata a grandi e piccini da mattina a sera. Se parliamo dei massimi principi, l'orologio continua a girare. Io non ho niente in contrario a un'idea eccezionale come quella di una Costituzione mondiale, ma per carità, ma l'ONU, la vedete in che condizioni si trova? Ed era la stessa idea, tutti assieme per fare il bene dell'umanità. Le vedete le condizioni attuali in cui si trova l'ONU?
È credibile che in un tempo scala di 10 anni, di 5 anni, un tempo scala confrontabile con quello che sta succedendo, riusciamo a muovere la politica mondiale? Magari, per carità, non sono mica contrario, ma siamo avanti, dannatamente avanti nel processo di crescita della temperatura. Sapete quant'è la CO2 che c'è nell'aria? Un altro numero fondamentale da imparare a scuola? Ce ne sono 3 parti per 10.000. 3 parti per 10.000. Quanti abitanti ha Pordenone? Avrà 10.000, 15.000, 20.000. Quanti siete a Pordenone? Scusatemi, a Udine. Quanti siete a Udine? A Udine 100.000. Sì, 100.000. 100.000 sono 30 persone. 30 persone. 3 parti per 10.000, 30 persone. Okay? 30 persone, questo 3 parti per 10.000 è costante negli ultimi 10.000 anni. È salito a 4 parti per 10.000 nell'ultimo secolo. 30 persone di Udine, improvvisamente altre 10 vengono dal contado ad abitare dentro Udine. Le prime 30 stavano benissimo, erano fondamentali, impedivano al nostro pianeta di diventare troppo freddo, perché l'effetto serra ci serve, ma ci serve giusto quello lì. Gli altri 10 devono tornarsene nel contado, perché stanno causando, con la loro presenza, una crescita di 1 grado in 50 anni. Questo fatto che l'equilibrio della nostra vita su questo pianeta si misura in 1 parte per 10.000 di CO2 nell'atmosfera è una cosa pazzesca. Ci dà un'idea di come noi siamo veramente in equilibrio con la natura, ma non perché rispettiamo i fiumi, i laghi, è un di cui, ma perché i nostri gesti moltiplicati per 8 miliardi di volte e per 365 giorni all'anno e su un meccanismo economico completamente strampalato, pensato 1 secolo e mezzo fa quando eravamo pochissimi, non sta in piedi. E questo non riusciamo a dirlo perché ci torna comodo andare a comprare jeans a $3, la maglietta a $5 e le scarpe cambiarle 2 volte alla settimana. Ci torna molto comodo, però se ci spiegassero cosa c'è dietro a questo forse cambieremmo. Ma dobbiamo cambiare tutti quanti assieme. Ci vuole tempo per formare un bambino, una generazione, una comunità. Il tempo non ce l'abbiamo più. Basta. Ok. Ecco, c'è Ferraioli. Perché gli interventi precedenti, in particolare questo di Battiston, hanno chiamato in causa, vi siete tutti chiamati in causa. Intanto hanno tutti parlato di economia e quindi io sono rilassato perché hanno già parlato loro in particolare. Ma questo è normale, se leggete i loro libri c'è l'economia dappertutto, ma qualsiasi libro che voi leggiate trovate l'economia. Ovviamente l'economia è brutta e cattiva, cioè è una cosa è vero, però è una cosa su cui loro ragionano in maniera molto interessante in tutti e 3 i libri. Ci sono degli spunti, anche dei suggerimenti di che cosa fare. Il problema, come diceva Battiston poco fa, è diventato il tempo. Ferraioli, hai sentito la questione, come siamo con i tempi nell'ipotesi di una Costituzione della Terra? Sto pensando al fatto che quanto ci abbiamo messo noi in Italia a modificare numero 2 articoli della Costituzione, l'articolo 9 e l'articolo 41, come ci ha parlato a fine gennaio qui all'inaugurazione dell'anno accademico il professor Giovannini, della Costituzione italiana, che l'anno scorso ha introdotto la logica delle future generazioni e la logica della possibilità di condizionare l'attività economica per limitare il danno ambientale. Ci è voluto del tempo e ci abbiamo messo di questo tempo. Che sensazione c'è? Prima questione quindi che io chiedo, la Costituzione della Terra. Ecco, dai, proviamo a ragionare su questo. Con i tempi che abbiamo non ne abbiamo ancora moltissimo. Prego, Ferraioli. All'indomani della liberazione dal nazifascismo ci abbiamo messo 4 anni per rifondare le Costituzioni nazionali, Italia, Germania, Giappone, per fare la Carta dell'ONU e le prime carte dei diritti, solo che non abbiamo introdotto le loro garanzie e quindi la Carta dell'ONU e le carte dei diritti sono rimaste sulla carta e ci sono miliardi di persone che muoiono di fame e di malattie non curate. Noi continuiamo a declamare i diritti umani, ma la grande maggioranza dell'umanità praticamente li vede violati costantemente. Io devo dire che ho trovato alquanto contraddittorio il discorso di Battiston, perché per un verso dice che non è emendabile la situazione economica finché l'energia costa così cara e quindi c'è il riconoscimento della presenza di grandi interessi che si oppongono a qualunque modifica. E per altro verso si dice che già 50 anni fa
La cosa era evidente, oggi è assolutamente evidente, ma si è mai chiesto, ci chiediamo perché questa soluzione razionale non si realizza? Non si realizza evidentemente perché senza limiti e vincoli i poteri che contano sono poteri selvaggi, i poteri degli stati sovrani dotati di armamenti nucleari, che fanno guerra e possono distruggere l'umanità. Non è vero che siamo tutti uguali come stati sovrani. E i poteri delle grandi imprese multinazionali che naturalmente non hanno limiti e vincoli perché non valgono i limiti statali, perché l'economia è globale, e manca una sfera pubblica alla loro altezza. Allora siamo assolutamente consapevoli che la guerra sopravviverà alla presenza effimera dell'essere umano. I dinosauri ci hanno messo 160 milioni per estinguersi, noi 1 milione. E ci stiamo comportando come se fossimo l'ultima generazione che vive sulla Terra. Allora, la cosa a me pare ovvia è che se non si sottopongono al diritto, a leggi, a vincoli, i poteri selvaggi degli stati sovrani e dei mercati globali, ovviamente la ipotesi razionale che Battiston considera assolutamente ovvia e su cui tutti concordiamo, non si potrà realizzare mai. E allora io credo che l'unico modo per, affrontare questo problema è far crescere la consapevolezza non tanto sulla base dei principi, quanto sulla base degli interessi. Davvero vogliamo essere l'ultima generazione che vive sulla Terra? Certamente per persone vecchie come me la cosa potrebbe non avere rilevanza, ma per i giovani viceversa ha un'enorme rilevanza, perché la Terra sopravviverà e l'umanità potrebbe, se non estinguersi, cambiare le proprie condizioni di vita se non ci sarà di nuovo un patto, appunto vincoli i poteri selvaggi dei mercati e degli stati. Non ci sono alternative, è l'unica risposta razionale, perché naturalmente non si possono ottenere i risultati del passaggio dalle energie fossili alle energie che non costano nulla senza imporle attraverso il diritto. Non sarà una Costituzione della Terra, saranno trattati singoli sulle varie questioni, ma le varie questioni sono tra loro connesse, per questo è importante una questione della Terra. È connesso il problema della pace con il problema delle garanzie della sopravvivenza della gran parte degli esseri umani, con il problema delle garanzie del lavoro, con il problema dei migranti, con i problemi per l'appunto della natura. E naturalmente possiamo ben essere pessimisti, ma dobbiamo essere consapevoli che senza una risposta da parte della politica, e la politica risponderà soltanto se ci saranno movimenti culturali, movimenti di massa, che per l'appunto facciano presente la mancanza di alternative che non siano la limitazione attraverso il diritto, attraverso sanzioni, attraverso la introduzione di istituzioni di garanzie, come può essere un demanio planetario, divieti fortemente sanzionati di emissioni di gas velenosi e quindi il passaggio obbligatoriamente imposto da un tipo di energia a un altro, con i sacrifici che naturalmente ne dipenderanno, ma che saranno sempre sacrifici incomparabilmente minori all'estinzione del genere umano sulla Terra, perché evidentemente la Terra potrà sopravvivere, ma noi rischiamo come genere umano di suicidarci. Grazie per questo secondo giro che va già a commentare in maniera molto interessante, ma credo che Stein sia stato anche trascinato sicuramente in qualche considerazione da quanto ho ascoltato. Beh, sì, diciamo che i tempi quali sono? 5 minuti? Abbiamo quei 2 giorni, sì, insomma, so che quello è il tuo orizzonte che ti... Okay. Un po' come nelle comunità zapatiste, adesso per 5 giorni dialoghiamo fino a che non troviamo l'unanimità, se no non usciamo da questa stanza. Allora, potrebbe essere interessante, un modo nuovo di approcciarci a un sapere teorico e pratico. Ma allora diciamo, io ho apprezzato molto l'intervento di Battiston sulla questione estremamente non antropocentrica. Quindi dire, in effetti l'antropocene riguarda noi, siamo noi che moriremo tutti, ma la terra, gli animali, pensate a Chernobyl,
Non so se avete visto anche la semplice serie TV che è uscita su Chernobyl, su come pensavamo che sarebbe finito tutto, in realtà i non umani hanno continuato a proliferare, si è ricreata una biosfera ed è molto interessante quello che è successo. Però anch'io ho trovato in realtà in parte, e lo dico proprio per la discussione positiva, un po' problematica la trattazione e contraddittoria, perché se da una parte è vero, la questione è di grande scala e non credo che nessuno può non essere d'accordo con quello che è stato detto, ma dall'altra la seconda parte del suo discorso era sulle idee invece. Andiamo a scuola a dire queste cose e quindi a fondare, se non le vogliamo chiamare costituzioni, per citare la famosa scuola francese, qualcosa di istituente. Idee che creano dei pensieri istituenti, cioè dei nuovi corpi sociali e politici. Senza quello non possiamo cambiare. Io credo che questo sia il momento di un'estrema importanza, di un'estrema urgenza se vogliamo salvare la nostra specie, non le altre, anche le altre con le quali siamo in connessione. Io sono estremamente interessato, però mi voglio mettere nella discussione che stiamo facendo, non tanto parlare di quello che studio io. Ma la questione però è che se noi vogliamo sopravvivere come specie, dobbiamo sicuramente fare qualcosa di estremamente drastico, ma passa proprio da una mutazione culturale. Cioè se noi non ricreiamo un panorama di mutazione antropologica, quello che secondo me propone il professor Battiston, che è fondamentale, non può avvenire. Almeno che non vogliamo un grande dittatore. Il grande dittatore, e qui lo faccio per provocare scherzando, il grande dittatore Battiston ci dice facciamo tutti così, se no vi ammazziamo. Potrebbe funzionare in effetti. Ma noi abbiamo bisogno d'altro, di una fondamentale mutazione culturale che possa portare a quei grandi cambiamenti. Senza la mutazione culturale ci sarà soltanto la governance delle multinazionali e delle grandi concentrazioni economiche, che magari diranno ci conviene il sole e forse ci salviamo, ma sono d'accordo che non possiamo agganciarci scusate lo scivolamento delle parole, non possiamo agganciarci alla speranza che le grandi concentrazioni del capitale decidano per noi. Dobbiamo produrre una conflittualità e una mutazione culturale che porti a quelle emergenze, al fatto che a scuola si studi la seconda guerra mondiale, si studi Leopardi, ma si studino i grandi cambiamenti climatici. E cosa ha fatto negli ultimi 2 secoli l'impronta antropocentrica? Quindi io credo che non dobbiamo separare questi discorsi, ma dobbiamo unirli per produrre un cambiamento urgente nel qui e ora. E passa assolutamente attraverso un cambiamento, io lo chiamo cosmologico, ma credo che sia il modo corretto di chiamarlo, cioè di come noi ci pensiamo e vediamo e strutturiamo le nostre vite nel cosmo. Il mio pensiero ottimista, poi, per non finire da pessimista, è che questa idea della soggettività del vivente, cioè del fatto che, come noi sappiamo, tutto quello che ci circonda è vivo e ha una soggettività, ci può portare non a un'idea di un'ecologia della rinuncia, ma a un'ecologia dell'ascolto, un'ecologia sociale, politica e dell'ascolto. Cioè, noi dobbiamo cercare di ampliare i nostri sensi per relazionarci in un modo differente. E anche qui sono molto d'accordo con la provocazione, critica, con la posizione di Battiston quando dice sì, ma quelli che sono fuori da qua non gliene frega niente di questo discorso dell'ascolto. Ma quando però gli franerà, come purtroppo sta succedendo in Emilia-Romagna adesso, capiranno che quel discorso era urgentissimo. In Bangladesh io ho la fortuna di lavorare soprattutto, cioè insegno in Occidente, ma ho lavorato tanto con comunità minoritarie per noi, minoranze etniche, minoranze dal punto di vista politico, che sono persone però che sono già non 50 anni, ma 4-5 secoli che parlano di questa problematica. C'è un grande fisico che spero non sia un grande nemico per lei, che ha scritto un libro che si chiama Il Tao della fisica, che racconta delle cose incredibilmente interessanti dal punto di vista non ascientifico, secondo me, ma della consapevolezza però che altre comunità umane hanno di quello che è la nostra relazione con il cosmo. E quindi, insomma, io credo che non dobbiamo separare questi discorsi, ma unirli tutti assieme per vincere la grande battaglia che può salvare la vita di Homo sapiens sapiens su questo pianeta. A me fa moltissimo piacere che la mia provocazione abbia suscitato... Bene. Chiaramente l'ho fatto Se no, un po' apposta.
Un piccolo commento a Ferraioli. Il problema non è che l'energia costa troppo, è che costa troppo poco, è proprio l'opposto di quello che io avevo detto. L'energia attualmente costa troppo poco nella forma fossile, da rendere molto difficile di scalzare l'energia fossile, ma adesso ci si sta arrivando perché sta cambiando, c'è una vera cesura epocale. Durante le nostre vite non solo si sciolgono i ghiacciai, sta cambiando il mercato dell'energia, con botte da orbi, per carità, ma il filo rosso della storia sta passando in quella direzione lì. Il motivo per cui, diciamo, in 10 minuti è difficile fare la storia del mondo e si fanno delle cose con l'accetta, evidentemente. Lungi da me, io ho vissuto tutta la mia vita studiando, leggendo, imparando, discutendo. Figuriamoci se io non do valore alla cultura della formazione e della discussione. Figuriamoci se non rispetto la Costituzione italiana e non credo che sia fondamentale per l'esistenza di una comunità avere delle regole, delle leggi, delle Costituzioni. Mi limito però a affermare che per la mia scarsa, piccola conoscenza delle Costituzioni sono sempre l'esito di una terribile guerra. Cioè l'umanità si mette a pensare attorno a un tavolo con le armi fuori dalla porta quando se ne sono date di santa ragione per 1, 2, 10 anni, 15 anni, 100 anni a seconda dei casi. Purtroppo questo è vero, siamo fatti così, non è che mi piace, potessi ridisegnare, ma probabilmente se non fossimo così non saremmo arrivati ad oggi, chi lo sa? Chi lo sa? Il motivo che siamo sopravvissuti in plumi nelle savane dell'Africa fino ad oggi, siamo un misto di un sistema che ha funzionato. Io non sono capace di descriverlo più di così. Quindi le Costituzioni, quelle buone, quelle vere, quelle in cui la gente dice cose profonde, quelle in cui si mettono assieme i nemici, accadono dopo tanto sangue versato. Nel ragionamento che stiamo ascoltando adesso di una Costituzione globale, c'è sotto il pensiero di un'urgenza dovuta al cambiamento climatico, no? Alla crisi in cui siamo. Purtroppo questo tipo di urgenza non è uguale a quella di una terribile guerra di distruzione. Non colpisce tutti allo stesso modo. Non è vero che la società degli uomini si estinguerà. Ne moriranno tanti, lentamente, nei posti più bassi vicino al mare, nei posti più secchi vicino al deserto. Noi, in fondo, ci sposteremo di 100 metri verso l'alto, 200 metri verso l'alto, gli russi andranno in Siberia. Non è vero che scompare l'umanità. Si stanno creando e si creeranno ancora più terribili differenze, ok? Quindi anche questa idea che stiamo verso l'abisso, no, non è così, è più complicato, tutto è complicato nella storia, non c'è niente di semplice. Ecco perché le soluzioni, diciamo, belle ma irrealizzabili mi lasciano in questa fase freddo, anche se penso che dovremmo prima o poi metterle in cantiere. Rovesciamo un attimo il discorso. L'economia ci ha abituato a un uso delle materie prime e in particolare dei fossili dissennato, ci aveva spinto in quella direzione dicendo che era illimitato, l'atmosfera è illimitata. E così, è un fatto, e siamo ancora a quel punto lì. La stessa logica che ha creato la ricchezza nel mondo è quella che ci porta agli oleodotti, ai gasdotti, ai legami di geopolitica dell'energia. Buona parte del potere, del gioco di potere, delle guerre fatte negli ultimi, paio di secoli, forse un secolo almeno, sono legati ad approvvigionamenti energetici. Quelli lì, il petrolio, il gas, ma anche adesso, vedete cosa è successo in Ucraina. Oleodotti, gasdotti, chiudo, apro, ti alzo il prezzo, ti abbasso il prezzo, ti metto in crisi. Prima c'era la crisi del petrolio con i paesi del Golfo Persico. Ma allora se le cose stanno così, per insistere sul fatto che l'energia è il motore oggi e il tempo che abbiamo è o cambia quello o tutte le discussioni che possiamo fare vanno bene ma non c'entrano il bersaglio, immaginatevi un mondo in cui o sole o vento c'è un po' dappertutto. Basta oleodotti, basta gasdotti, basta il nucleare che lo trovi solo in alcune parti, non in altre parti del mondo e poi è pericoloso perché arriva la guerra e Zaporizhzhia è senza acqua, ragazzi, è senza acqua. Qualcuno ha fatto scoppiare una diga che era fondamentale per Zaporizhzhia, è senza acqua. I reattori nucleari senza acqua fanno casino.
Scusatemi, ma uno può costruire una bellissima centrale nucleare, poi scoppia la guerra e si usa come arma, no? Siamo capaci di far questo noi, specie, no, benedetta. Un mondo in cui l'energia te la trovi fuori casa, se non fuori casa, diciamo, a 10 km, a 50 km, il sole dappertutto non costa niente. Ma non perché c'è un incentivo, perché l'economia ci porta. Insisto su queste cose perché se questa cosa che vi sto descrivendo sta veramente accadendo e se l'aiutiamo un po' e se la cavalchiamo e se capiamo dov'è il filo rosso che ci porta verso i prossimi 50 anni, non verso i prossimi 10 secoli, i prossimi 50 anni, allora tanti discorsi che stiamo facendo questa sera assumono, secondo me, un'importanza ben maggiore. Però se questo non accade e passeremo i prossimi anni a picchiarci su chi ha il tubo del gas più lungo, tanto per non fare esempi diciamo, politicamente scorretti, ho l'impressione che questi discorsi rimarranno, diciamo, perché non sarà una vera guerra, non sarà quella guerra come quella che ci ha portato intorno a un tavolo a fare la Costituzione italiana o quella americana o quella tedesca. Però, dunque, adesso noi abbiamo... Ecco, un po' di tempo, poco, perché appunto come vi preannunciavamo è questo il ritmo di questo festival, nel senso che ogni incontro rimanda a giornate intere di convegno, vero? Così possiamo fare questo, una gemmazione. Veramente cose molto interessanti, ma letture da approfondire, conoscenze se non c'erano già di persone da cercare in qualche modo, ma se c'è qualche domanda io direi che qualche momento per interloquire con tutte voi e tutti voi lo possiamo trovare adesso. Ecco, prego. Allora, un attimo perché per le domande arriva il microfono, vero? Prego, Ferraioli, intanto che arriva il microfono alla signora che deve fare una domanda. Prego. È una questione di spunto. I cambiamenti di cui parla Battistone non avverranno mai naturalmente. 8 miliardi di persone, 198 stati sovrani, alcuni dei quali dotati di armamenti nucleari, uno sviluppo ecologicamente incontrollato e insostenibile, non cambieranno naturalmente senza l'imposizione da parte dell'Egitto. E dunque dobbiamo essere consapevoli che non ci sono alternative all'imposizione giuridica, cioè un patto di convivenza basato per la prima volta sull'interesse di tutti. Perché è ovvio, è vero che le Costituzioni si fanno all'indomani di grandi disastri, ma i disastri sono in atto. Io non sono affatto ottimista e quindi sono convinto che non ci sarà nessuna Costituzione della Terra, se non dopo un'altra guerra atomica, perché tutto stiamo facendo perché succeda, quando il riscaldamento climatico sarà irreversibile, quando cioè ci saranno catastrofi che faranno impallidire le catastrofi del Novecento. Non più 100 milioni di morti, ma miliardi e miliardi. Che del resto nello stesso intervento Battistone ha detto che ci saranno alcuni che ovviamente pagheranno questi prezzi. E allora, naturalmente, questa è una bottiglia nel mare. Probabilmente a una conclusione della Terra ci si arriverà dopo qualche altro grande disastro, catastrofi per l'appunto inimmaginabili. Non sarà l'estinzione dell'umanità, ma sarà certamente una catastrofe che potrà colpire gran parte dell'umanità. E allora sarebbe opportuno che ci arrivassimo prima, cioè che evitassimo, se questo è il punto d'arrivo necessario, evitassimo di arrivarci dopo qualche catastrofe, incominciassimo a realisticamente a considerare che naturalmente non succede niente. Naturalmente i poteri selvaggi si sviluppano soltanto sulla base dei loro interessi e soltanto la costrizione giuridica e la garanzia dei diritti stabiliti e la garanzia della pace e la garanzia della natura possono, diciamo, produrre un cambiamento di strada. Il cambiamento di strada naturalmente non si produrrà. Bene, con questo tocco di ottimismo, prego la domanda. Grazie Ferraioli, no, a parte la battuta. Scusi, io più che una domanda volevo replicare alla provocazione del professor Battistone. Allora, metto in luce due cose. Una, sono convinta che il problema non sarà il costo dell'energia per la motivazione che lei ha sostenuto,
e per il fatto che la temperatura si alza e non avremo bisogno più di quell'energia che abbiamo utilizzato. Mi perdoni. L'altra cosa è che il problema non è l'energia, è l'acqua che viene a mancare. Infine, gli 8 miliardi bisogna convincere poteri forti, che sono il Papa e le religioni, che stanno continuamente dicendo il contrario di quanto lei sostiene. Grazie. Posso rispondere? Possibilmente entro i tempi umani. Sì. Okay. Dunque, l'acqua, la prima cosa più... sì, ci scaldiamo, quindi ci serve meno energia. Bestemmia assoluta. Noi non abbiamo problemi di scaldarci, abbiamo problemi di industria, di trasporti, di fabbriche, di agricoltura. È quello che è il principale sorgente di CO2 che fa aumentare la temperatura. Anzi, a questo ritmo avremo bisogno di condizionatori d'aria che consumano un sacco di energia e la cosa si mangia la coda. È l'ultimo dei problemi. Chi mi dice che quest'anno abbiamo scaldato un po' di meno perché faceva più caldo a causa del cambiamento climatico, secondo me deve fare una legge che dice che questa persona deve essere in qualche modo limitata nella sua espressione, perché è una balla gigantesca. È come dire, sto morendo di cancro, però diciamo che ne so, mi dà un senso di benessere. Una roba di questo genere qui. La rana dentro la pentola si sente scaldarsi, e per un po' dice, ma sai che bello, mi sento più rilassata, e poi scoppia, d'accordo? Quindi non c'entra niente. L'acqua si è spostata a causa dello stesso problema, l'acqua ce n'è uguale a prima, l'acqua nel pianeta ce n'è esattamente molecola per molecola uguale a prima, si sono spostata. L'acqua in questo pianeta, nel totale, che è un ciclo fra mare, laghi, fiumi, sopra e sotto, è esattamente uguale a prima. Io sono un fisico, lei che mestiere fa? Prima era presente, ha parlato, non è una tecnica, quindi si conservano le molecole d'acqua in questo pianeta, non si distruggono né si creano, vanno da altre parti. Certo, se vanno nei posti... Cambiano qualità, cambiano status. Cambiano lo stato, cioè, ma voglio dire, ha visto quanta acqua c'è in Romagna, in Trentino per 9 mesi non abbiamo avuto, il Popero un po' era secco, alcuni paesi non hanno l'acqua, vengono da via della Sahara, le molecole d'acqua su questo pianeta sono le stesse di prima, si sono solo spostate, va bene? Secondo, con l'energia a basso prezzo possiamo risalare quel pochino di acqua di mare che ci serve per irrigare il Nord Africa a costi tollerabili, cioè se cambia la struttura dell'energia cambia anche l'andamento dell'acqua. Molta dell'acqua si è spostata anche perché abbiamo utilizzato l'acqua per irrigare o per fare dighe. Abbiamo fatto scempi infiniti, tornare indietro sarà molto complicato, ma è sempre qualche cosa legata profondamente all'energia. Sulla storia della sovrappopolazione del mondo, io non so cosa dica il Papa su questo, nel senso che non lo voglio discutere non conoscendo esattamente i testi citati, però io ritengo che sia il migliore anticoncezionale è il benessere e non le lezioni date dall'Occidente agli altri paesi. I paesi sanno perfettamente in India cosa vuol dire sovrappopolazione. Non dobbiamo spiegarglielo noi a loro, va bene? Sanno benissimo cosa vuol dire quando manca l'energia e muoiono di caldo perché non hanno il condizionatore elettrico. Non dobbiamo spiegarlo noi a loro. Questo etnocentrismo occidentale che spiega agli altri a come fare per star meglio con la propria coscienza, grazie no. Ma non è, la Terra sostiene 8 miliardi, un secolo fa eravamo 1 miliardo, non abbiamo ancora raggiunto il limite, è che stiamo usando male le risorse. Ma io non dico che sia necessariamente il limite massimo, l'ho detto io, questo no. Possiamo fermare Basta, questo stop. dialogo, scusate, no, so che se no... Ma è bello, no, non voglio dire fermarlo perché non va bene, ma va bene solo che possiamo... C'è un'altra domanda? Ok. Sì, allora intanto voglio dire che sono molto contenta delle persone che sono riunite qui oggi, perché abbiamo un economista, un fisico, un antropologo. Sembra all'inizio di una barzelletta così, ma va bene lo stesso. Un esperto, c'erano un economista. Okay. Dopo diventa ancora più comico, è un esperto di diritto. Insomma, ieri c'è stata una bellissima conferenza sull'interdisciplinarità.
che è una cosa interessante perché sono esperti di campi diversi. Però mi è sembrato che oggi alla fine cosa è successo? Anche il pubblico ci si è un po' scannati gli uni contro gli altri senza cercare di trovare i punti in comune forse, o no? Che ci sono, cioè anche magari stavo parlando anche durante la conferenza con la mia amica, sono sorte tantissime cose che in realtà erano dette in maniera diversa, ma erano lo stesso. Anche il punto dell'antropocentrismo per, scusi non mi ricordo il nome, l'antropologo, in realtà era molto simile a quello dell'antropocentrismo per il fisico, perché implica un cambiamento del nostro rapporto con la natura. Quindi in realtà volevo solo dire questo, che secondo me potremmo magari anche cercare di tirare le fila, perché in fondo anche una legislazione che viene dall'alto è indispensabile per un cambiamento che non penso accadrebbe a livello economico a partire dal basso, o mi sbaglio? Sì, esatto. Va benissimo. Cioè, esatto, sono tutti aspetti complementari, quindi niente, vorrei sapere se possiamo magari cercare di tirare le fila in una maniera coesiva, così, giusto perché secondo me è possibile farlo oggi, anzi è semplice, cioè è un problema complesso, però un accordo è semplice. No, non è questa l'ambizione, la pretesa o la follia di voler arrivare a questo livello in questo genere di dibattiti, però secondo me l'operazione dell'università, se posso poi con questo festival, è dimostrare come quando noi poi lavoriamo abbiamo queste difficoltà, rendetevi conto, perché dialogare fra persone che hanno approcci anche di mestiere di ricerca diversi, è normale che poi ci sia questa dialettica, ma l'obiettivo è quello che diceva lei, cioè di arrivare poi a estrarre gli elementi che ci accomunano per trovare la soluzione. Io ho iniziato l'incontro di questo pomeriggio richiamando quello a cui abbiamo assistito noi tre che eravamo qui precedente, che ha concluso dicendo per esempio che un tema che a noi magari poteva interessare, tipo la sostenibilità, non serve più a niente, capito? Cioè siamo a quel punto in questi ragionamenti, ma questa è la fase storica in cui oggi ci troviamo. Dietro questo confronto però c'è una volontà costruttiva comune. Questo almeno a me sembra di intravederlo, ci mancherebbe. Siamo qui e abbiamo accettato anche di essere qui da punti di vista diversi perché abbiamo un'attenzione. A noi che l'umanità vada avanti interessa, soprattutto per le future generazioni, perché altrimenti non saremmo qui. Perché come diceva Ferraioli prima, noi, lo so, escludo gli altri, ma potrei cominciare a dire vabbè, però io ho un nipotino, e un nipotino a me interessa che abbia un mondo, un pianeta dove vivere, ma non essere uno dei ricchi che scappa a nord perché ha i soldi per poterlo fare, assieme con un'equità intergenerazionale e intragenerazionale a tutti gli altri esseri viventi, umani e non di questo pianeta. Ma non voglio rubare qualche battuta a Stein. So che insomma, ho cercato in realtà con il mio intervento proprio di fare questo, no? Di trovare un'unione fra i punti di vista. Era proprio un po' quello che ascoltando, partendo da posizioni magari leggermente differenti, scorgere la possibilità di dotarci di una cassetta degli attrezzi per comprendere la complessità del reale che ci circonda e porci su una fase anche di possibile risoluzione che chiaramente non uscirà da qua la carta costituente per la Terra, no? Però io credo molto invece in questo discorso che potremmo chiamarla un po' una pedagogia del conflitto intellettuale, no? Cioè avere posizioni differenti, fare studi su campi differenti, unirli per trovare le soluzioni possibili. Quindi sono molto d'accordo con il tuo intervento. Io credo che non siamo così distanti nelle posizioni, assolutamente. Bisogna capire come trovare questa possibilità nella relazione. Una relazione che non deve essere per forza pacifica, ma che però può portare a qualcosa che ci fa cambiare questo mondo, perché ne abbiamo un estremo bisogno. La questione anche della sovrappopolazione, io credo che, e così mi faccio amico l'economista, credo che il problema non sia tanto quanti siamo tanti, ed è tutto vero. Credo che forse, se ho tradotto bene le sue parole, siamo anche d'accordo su questo. Il problema non sono gli 8 miliardi, il problema è che 1 miliardo consumano 100.000 volte più di tutti gli altri e che quel miliardo produce la maggior parte dell'impatto inquinante sull'ecosistema. Cioè 1 miliardo di privilegiati vive sulle spalle di tutta l'altra povertà.
Quindi il vero problema è come ricalibrare e come fare una ridistribuzione a livello anche economico nel mondo. Cioè 1 miliardo consuma molto di più di tutti gli altri. L'impatto di Europa, Cina e Stati Uniti è imparagonabile rispetto a impatti di altri paesi che pagano più di tutti il riscaldamento climatico. Quindi la questione poi, non entro nel merito, su questo mi trovo molto d'accordo, il problema vero non è tanto scaldare le case, ma è raffreddarle. Quello che inquina di più non è il riscaldamento, quello che inquina di più, come ben sapete, sono gli allevamenti intensivi. 36% dell'inquinamento è legato al nostro modo di pensare l'alimentazione. Quindi l'energia solare è fondamentale, smettiamola di pensare che gli animali sono degli oggetti, anche perché oltretutto producono questo modo di massificare e pensare l'animale come qualcosa che dobbiamo mangiare tutti i giorni, oltre a essere eticamente, secondo me, riprovevole, è terribile da un punto di vista economico, politico e ecologico. Quindi, secondo me, dobbiamo affrontare questo pensiero ecologico del cambiamento come una totalità integrata di pensieri, di ricerche e di possibilità. Forse è troppo tardi, sì, ma piuttosto che aspettare la fine sul divano seduto sui miei privilegi, preferirei cominciare a sperimentare il cambiamento. Ancora una breve domanda, spero Visintin. Domanda breve, no considerazione, no Marino, non considerazione, no, domanda. È una considerazione, dai, ma sto scherzando. Dai, veloce, sarò veloce. Vai. No, perché io penso che, intanto un plauso all'università per questa iniziativa e mi auguro che venga ripetuta nei prossimi anni. Molto interessante perché appunto il terzo incontro che seguo. Io penso che i tre relatori hanno detto varie cose, però appunto da strade punti diversi, però ovvio che questa riflessione finale è quello di riuscire a trovare la conduzione per obiettivi comuni. Allora, riprendo quello che diceva il dottor Battiston. Siamo fortemente in ritardo di 50 anni, perché come dicevo, ripeto, il mondo scientifico queste cose le diceva 50 anni fa. Il mondo mentalista anche, 30, 40, un po' dopo magari, eccetera. Noi nel nostro piccolo, come circolo di Udine, non faccio la storia, Francesco, il circolo di Udine, 15 anni fa abbiamo fatto una serie di incontri su questi temi proprio con il documentario La scomoda verità di Al Gore. 15 anni fa, 10 incontri in provincia di Udine. I ritardi si fa poco, si parla tanto. Accordi interessati, sappiamo che non vengono rispettati o prorogati le scadenze, eccetera. Il dottor Ferraioli diceva c'è bisogno, e anche da altri, la risposta della politica. Purtroppo in questi 3 incontri oggi, e tra ieri e oggi, non ho visto politici a sentire queste conferenze, a recepire, perché poi devono agire. Però la politica non deve essere solo demandata alla politica, siamo noi la politica, tutti. E quindi ognuno deve impegnarsi nel suo ambito universitario, sociale, culturale, entrare nei luoghi di decisione, nel mondo politico, nell'istituzionale, quant'altro, eccetera, perché, e lo dico francamente per chiarezza anche sul mondo ambientalista, che sia chiaro che non basta andare a rovinare un'opera d'arte o bloccare una strada, eccetera, perché appunto c'è bisogno di entrare, prendere decisioni e poi coinvolgere, informare le scuole. Si sta facendo nelle scuole, però anche quello magari è un po' di immagine, però poco concreto. Quindi bisogna parlare meno e agire di più. Grazie a Marino Visintin per il suo intervento, con cui credo, e sono costretto, ma credo che sia anche il momento di ringraziare i nostri ospiti Luigi Ferraioli, Andrea Staide, Roberto Battiston. Un applauso per favore. Per la loro passione, per le loro riflessioni, per averci dedicato del tempo, per aver dato la sensazione, mia moglie pedagogista direbbe che litigare fa bene, non abbiamo litigato, ma quasi, però è questo, il conflitto è positivo, è una cosa che ci fa crescere. Se andate a casa con le idee, diciamo, contrastanti, fa un sacco di bene pensare che ci possono essere punti diversi e valutarli prima di metterli assieme, perché la realtà è sfaccettata, è complessa, la convergenza è importante, ma quando è veramente fatta per bene, non come principio assoluto. Per capire le cose
La retorica una volta metteva attorno a un tavolo più persone che per invito specifico del capogruppo se le dicevano di santa ragione allo scopo di far emergere tutti gli aspetti delle questioni che altrimenti in un discorso pacifico vengono tranquillamente dimenticati sotto il tappeto. Grazie anche per questi commenti, grazie. Fra l'altro Roberto Battiston assieme a Massimo Bernardi fra poco, dalle 21, sarà coinvolto nuovamente, no, all'interno dello spettacolo, prima, dopo, adesso non ho ben capito, da qualche parte dello spettacolo Earthbound, ovvero Le storie delle Camille, spettacolo teatrale di e con Marta Cuscunà, che alle 21 inizierà al Teatro Palamostre di Udine, che è qui in piazzale Paolo Diacono 21, circa una decina di minuti a piedi da qui. Se volete partecipare sarete benvenuti. Vi ricordo che il festival continua domani alle 11 con un titolo che sembra quasi una continuità: l'uso politico della storia. Beh, siamo assolutamente in linea. Buona serata e grazie a tutte e a tutti per la presenza. Grazie.